Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli della mattina: ennesima tragedia nel Mediterraneo, 2 migranti, tra cui un bambino di 1 anno e mezzo, sono morti durante una traversata a bordo di un barchino di 7 metri proveniente da Sfax in Tunisia verso Lampedusa. Brutte notizie per gli ex lavoratori Ottimax del gruppo Brico Ferre a Catania. L'INPS ha infatti dato ragione all'azienda che aveva respinto le dimissioni per giusta causa presentate da 15 lavoratori che adesso non potranno accedere alla disoccupazione. Operazione antidroga a Lampedusa, dove la Guardia di Finanza ha arrestato un uomo di 52 anni trovato in possesso di oltre 4 kg di cocaina. Trovato un monolocale dedicato allo spaccio di droga nel quartiere San Cristoforo di Catania, arrestati 2 pregiudicati di 36 e 25 anni dai carabinieri. La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato infine centinaia di profumi contraffatti con marchi e loghi di note case produttrici. 2 persone sono state denunciate per i reati di contraffazione e ricettazione. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.